Il GIP del Tribunale di Agrigento, dottoressa Maria Luisa Turco, pur non convalidando il fermo, ha applicato ugualmente la misura cautelare in carcere per la rumena che faceva la badante al palmese di 89 anni, Michelangelo Marchese, che è accusata di omicidio. Si tratta di Nicoletta Micaela, meglio conosciuta nell'ambiente con il soprannome di Emi. La rumena durante il sopralluogo si è avvalsa anche della facoltà di non rispondere. Emi è attualmente rinchiusa presso il carcere Petrusa di Agrigento ed è accusata di omicidio volontario aggravato e rapina. Ricordiamo che lo scorso 11 luglio è stato dato l'allarme dal figlio di Michelangelo Marchese Giuseppe, che ha telefonato ai carabinieri di Licata, essendo lo stesso residente nella città marinara, denunciando che da giorni non aveva notizie del padre. I carabinieri, prontamente recatisi sul posto, hanno trovato uno scenario macabro, così come dichiarato alla stampa nel corso della conferenza che i carabinieri del comando di Licata, capitanati da Francesco Lucarelli, hanno fatto. Il pensionato marchese era legato a una seta della cucina e riversava in una pozza di sangue, legato mani e piedi con delle pezze, quindi subito gli accertamenti di rito, chiamando immediatamente in causa per i rilievi anche il RIS di Messina, un nucleo speciale dell'Arma, che ha provveduto a fare i rilievi del caso, impronte digitali del luogo, nella cucina e nelle altre stanze della casa, che sono servite successivamente e utilizzate quando è stato fatto il riscontro con le impronte digitali trovate nella Fiat Punto che la rumena aveva rubato. L'auto era di proprietà dell'anziano palmese, che quindi la stessa badante se n'era impadronita per fuggire. La macchina era stata notata a Canicattì in possesso di un pregiudicato che, fermato dalle forze dell'ordine per l'indagine, affermava come era stata usata dalla badante rumena, che l'aveva pregato di consegnarla a un'autodemolizione per farla demolire. Le indagini sono state eseguite dal magistrato Chiara Bissi, che col procuratore Patrinaggio hanno firmato il provvedimento di fermo d'indizio del delitto. Gli inquirenti sono ora alla ricerca di eventuali complici che hanno aiutato nella rapina la rumena, in quanto si pensa che la stessa non abbia potuto fare tutto da sola. La badante era al lavoro dal pensionato ucciso da appena un giorno.